L'aeroporto di Agrigento è stato inserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti come infrastruttura strategica da sviluppare entro il 2035. Oggi non è un giorno qualunque, oggi è il giorno in cui Agrigento entra ufficialmente nella storia infrastrutturale dell'Italia. Lo ha affermato l'onorevole Calogero Pisano, che dall'inizio ne ha seguito con determinazione l'iter, credendo fermamente nella possibilità che Agrigento potesse avere un aeroporto. Un risultato, dice, che fino a pochi anni fa sembrava impossibile, un sogno che tanti consideravano irrealizzabile, ed io con coraggio, determinazione e amore per questa terra ho portato avanti in Parlamento battaglie difficili, diventando promotore dell'articolo 8 bis inserito nel decreto legge Sud, che prevede proprio la realizzazione della struttura ad Agrigento. Poi Pisano non risparmia una stoccata agli altri parlamentari agrigentini che lo avrebbero lasciato da solo ad affrontare la complessa situazione. L'ho votato favorevolmente, afferma, io, unico deputato agrigentino a farlo. Oggi quella battaglia, dice, trova il riconoscimento più importante, ed agrigentino provo un'emozione profonda, difficile da descrivere, perché penso alla mia terra, ai sacrifici della nostra gente, ai giovani costretti ad andare via e alle enormi potenzialità rimaste per troppo tempo bloccate dall'isolamento infrastrutturale. E poi Pisano ringrazia il presidente del Consiglio Meloni, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, il presidente della provincia Pendolino, gli ingegneri, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato con impegno e competenza per raggiungere questo storico risultato, ma soprattutto ringrazia quanti ci hanno insieme a lui creduto, e sintetizza la storia del suo impegno per l'aeroporto in questo video. Permetta, Presidente, di fare un riferimento alla mia terra, Agrigento, e la sua provincia, da troppo tempo abbandonate a collegamenti obsoleti e che non aiutano il commercio e il turismo. Mi auguro quindi che si investa molto nelle opere collaterali, quindi collegamenti ferroviari ad alta velocità, nuove autostrade, ma anche, qui lo dico e voglio osare, anche l'aeroporto. Sì, mi riferisco in particolare alla creazione di un aeroporto ad Agrigento, luogo che diventerebbe strategico per tutta la provincia, che con numerosi ingressi giornalieri di turisti ed operatori del commercio veramente farebbe fiorire quella provincia.